La barella, per favore, c'è la bambina. Il suo destino diceva che lei doveva arrivare qui da clandestino per poi mettere in salvo dopo 25 anni 2 vite, quelle di 2 fratellini. Cioè, ripeto, io vengo da un paese dove abbiamo vissuto la guerra, che è stato tanti morti, che abbiamo perso anche dei parenti. So cosa vuol dire salvare una vita, una vittima, e quindi da lì ho corso. La corsa verso il bus appena caduto e prima che prendesse fuoco, le luci blu quasi accecanti, il suono delle sirene, la voce ansimante. E sono 50 dentro che stanno morendo. E quella di Bukay Buyar, tra i primissimi soccorritori, ha appena messo in salvo i 2 fratellini tedeschi, Oliver, 13 anni, con la sorellina Emilia, 4 anni appena, nella foto dopo la tragedia, con le gambe completamente avvolte in quella del fratello, in cerca di protezione. La barella, per favore, c'è la bambina. Sentivo dei urli, sentivo che piangevano, eccetera. E lì ho visto questi 2 bambini e che io ho cercato di mettere da parte, che piangevano, che chiedevano sempre la mamma. Ma i 2 fratellini non sanno di essere sopravvissuti alla mamma, morta nell'incidente, con il papà di 33 anni sempre in terapia intensiva. Secondo Bukay, tante vittime si sarebbero potute salvare se soltanto ognuno tra i presenti avesse fatto la sua parte, invece di restare nella staticità di spettatori di morte. Dal posto dell'incidente a indietro di 30 metri c'erano tante persone che facevano il video e foto, che io chiamavo l'aiuto, venite a aiutarmi, venite a darmi una mano, nessuno. Bukay, kosovaro, da genitore qual è, vedendo i 2 fratellini tedeschi soli, feriti e sanguinanti, ha subito pensato ai suoi 4 figli. Mi sembravano come fossero i miei bambini. Appena sarà possibile, dice, vorrebbe riabbracciarli, il suo appello. Spero che mi fanno entrare, o perlomeno prima di portare nel loro paese vorrei rincontrarli e salutarli.